Comitato direttivo centrale Fabi, un vertice decisivo, il primo passo per illustrare e approvare l'ipotesi di accordo firmata con ABI e pianificare le assemblee dei lavoratori. Contratto dei bancari al centro degli interventi dei dirigenti sindacali che hanno preso il microfono subito dopo l'introduzione del segretario generale della Fabi Lando Maria Sileoni per porre domande, fare osservazioni, confrontarsi con il loro leader. Un'unica convinzione: il contratto nazionale è un quadro di tutele imprescindibile, necessario, dal quale ripartire per la stabilità del settore. Dopo essere stata approvata all'unanimità dal Comitato Direttivo Centrale, ora l'ipotesi d'accordo sarà sottoposta ai lavoratori nelle assemblee che si svolgeranno in tutta Italia dai primi di maggio fino al 15 giugno. Puntuale l'intervento del segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, che ha illustrato tutti i passaggi politici più significativi dell'accordo e risposto alle numerose domande dei dirigenti sindacali presenti, che hanno manifestato grande apprezzamento per i risultati ottenuti dalla segreteria nazionale nella trattativa. Al termine della seduta, il segretario generale della Fabi ha poi annunciato la convocazione del Consiglio nazionale che si terrà dal 28 al 30 aprile a Roma. La nostra è stata una battaglia vera che ci ha visto impegnati per oltre 1 anno e mezzo. Con questo contratto adesso abbiamo strumenti che ci permettono di gestire le emergenze senza scossoni alla categoria, ha detto Sileoni alludendo al risico delle fusioni bancarie che partirà a breve. Se la categoria adesso ha un contratto che la difende, ha concluso, è merito della nostra tenacia. La Fabi e gli altri sindacati sono riusciti a far cambiare idea all'ABI su diversi aspetti. Quali sono? Certamente questo rinnovo contrattuale rappresenta una vittoria per il sindacato tutto, nel suo complesso e della Fabi in particolare. Non dimentichiamo infatti che alla vittoria del sindacato corrisponde un contraltare, che è quello della sconfitta pesante dell'ABI, che avrebbe voluto eliminare l'area contrattuale, inserire i contratti complementari nell'area contrattuale, non sono passati. Intendeva intervenire strutturalmente sugli scatti, quindi sulle dinamiche salariali, e non ci è riuscita. Intendeva intervenire pesantemente sugli inquadramenti. Su questo argomento qui ci sono dei demandi che permetteranno a livello aziendale, al sindacato aziendale, quindi ai gruppi, di intervenire e costruire un abito apposito anche su questo argomento all'interno dei singoli gruppi. Secondo Profumo, quando si raggiunge un accordo non ci sono vincitori e vinti. Che cosa ne pensa? Sicuramente il dottor Profumo ha detto che questo è un accordo di grande equilibrio, però una controparte che fino a pochi giorni prima, spaventata ancora da 2 giorni di proclamazione di sciopero, voleva abbandonare la contrattazione nazionale, voleva destrutturare l'area contrattuale, è la parte che ha perso. Secondo noi, secondo la nostra organizzazione, ha vinto sicuramente la Fabi, hanno vinto i 309.000 lavoratori bancari che hanno creduto in 2 grosse giornate di lotta e hanno portato a casa il contratto nazionale. Nel contratto c'è la voce piattaforma bilaterale di collocamento. Di che cosa si tratta? Guarda, esattamente si tratta della creazione di un meccanismo che andrà a occuparsi della ricollocazione dei lavoratori che purtroppo negli anni scorsi, quando soprattutto le aziende che andavano in crisi oppure le filiali italiane di banche estere a quel punto lasciavano letteralmente i lavoratori in mezzo alla strada e questi perdevano i posti di lavoro e basta, mentre noi adesso siamo andati a creare questo meccanismo che si occuperà materialmente di finanziare con contributi la rioccupazione all'interno di altre banche, soprattutto dei grossi gruppi, ma che tra l'altro è paritetico fra aziende e sindacato, quindi avremo voci in capitolo forte per poter materialmente rioccupare i lavoratori che sono rimasti senza lavoro. Perché è importante il risultato raggiunto? Il risultato raggiunto è molto importante perché ci ha fornito gli strumenti per gestire i problemi occupazionali che conseguiranno alla profonda riorganizzazione che è in atto nel nostro settore. Infatti viene mantenuta intatta l'area contrattuale che era fortemente attaccata dall'ABI. Che cos'è l'area contrattuale? L'area contrattuale è la tutela che hanno i lavoratori che lavorano in banca attraverso l'applicazione dello stesso contratto indipendentemente dalle attività svolte. Quindi in caso di esternalizzazioni i lavoratori le cui lavorazioni venissero esternalizzate avrebbero l'applicazione del contratto comunque dei bancari. Che cosa è stato fatto per la parte economica in questo contratto? Secondo me è stato fatto il massimo, perché la categoria ha recuperato tutta l'inflazione in un momento di deflazione e in più sono stati salvaguardati gli scatti di anzianità che le aziende volevano ridimensionare. Il potere d'acquisto dei salari in questo momento è un fatto rilevante
perché le famiglie hanno bisogno di denaro per andare avanti. Quindi la nostra organizzazione sindacale fino all'ultimo si è battuta affinché l'ABI riconoscesse il giusto salario ai lavoratori. Un contratto che è stato battezzato, è stato definito dall'anima sociale. Che cosa significa esattamente? Questo è un contratto che si incardina in un momento di gravissima crisi e siamo passati dalla disapplicazione alle risposte forti a parecchie categorie che sono dentro il nostro mondo dei bancari, cioè ai giovani, nel momento in cui dà e rilancia l'occupazione, alle altre figure che sono i meno giovani, cioè tutta quella fascia di lavoratori bancari che poteva essere spazzata dalle crisi aziendali, ed infine direi anche le donne o comunque le famiglie, laddove si è confermato tutta una serie di previsioni e normative sui tempi di vita e di lavoro. Nel contratto si parla anche di riduzione del differenziale del salario d'ingresso, è una cosa per i giovani. Che cos'è? Per i giovani un fatto concreto, un aumento di circa 200 euro. Perché questo? Perché col contratto nazionale del 2012, per favorire nuova occupazione, era stata introdotta una penalizzazione per loro di circa il 18% rispetto alle tabelle nazionali di stipendio. Chiaramente questo aveva creato in questi anni, nei nuovi assunti, un certo malessere. Visto la bontà di questo nuovo contratto nazionale, si è dato proprio una risposta concreta a questa fetta di colleghi, i quali vedranno una riduzione dal 18 al 10% di questa penalizzazione. Quali saranno gli effetti dell'ipotesi di contratto appena sottoscritta in un grande gruppo come Unicredit, ad esempio? Ma io penso che gli effetti saranno assolutamente positivi, perché daranno tranquillità e, come si è detto, la gestione delle crisi che potrebbero avvenire nel settore, e in particolare in Unicredit, che è un'azienda che si sta ristrutturando, ci danno relativamente tranquillità, in quanto la conservazione e il rafforzamento dell'area contrattuale e il rafforzamento degli ammortizzatori sociali di settore, cioè la parte sociale del contratto, ci daranno la possibilità di gestire senza troppi traumi, come si è fatto nel passato, tutte le vicende che riguarderanno la riorganizzazione dell'azienda. Un contratto che pensa ai giovani e al loro futuro, in che modo? Sì, è un contratto che ha un particolare attenzione per i giovani, sia per quanto riguarda il salario d'ingresso, sia per quanto riguarda la tenuta dell'area contrattuale, che rappresenta una conquista importante per tutta la categoria, ma soprattutto aver mantenuto quel perimetro significa aver salvaguardato quelle lavorazioni che spesso ricoprono i giovani in banca, i più giovani. Quali sono le percezioni dei colleghi sull'ipotesi di contratto firmata? Le prime percezioni sono molto positive, i colleghi erano molto preoccupati nelle assemblee che abbiamo fatto a livello nazionale e sono scesi in tutte le piazze dove hanno potuto manifestare, soprattutto a Milano con migliaia di persone, e erano molto preoccupati per la perdita soprattutto generale del contratto, dell'area contrattuale. Ora il contratto ce l'abbiamo, ma non solo, ma abbiamo conquistato anche delle posizioni molto forti, e quindi per noi è una vittoria assoluta, di grande soddisfazione, che avremo modo di spiegare bene nelle assemblee. Un contratto, come abbiamo già detto, dall'anima sociale, un contratto che pensa anche alle persone che stanno male. Sì, è un contratto che ha un'anima sociale concreta e non astratta. Un punto su tutti che mi ha colpito particolarmente è l'attenzione che si è voluta porre alle persone colpite da malattie oncologiche e non solo, allungando il periodo di comporto, che lo ricordiamo a tutti vuol dire mantenimento del posto di lavoro e della retribuzione piena, fino a 36 mesi. Aver visto il sorriso accendersi negli occhi di una collega che stava rischiando di esaurire la possibilità di rimanere al lavoro e di avere uno stipendio pur dovendo sostenere una chemioterapia è una cosa che scalda il cuore e ci ripaga dei sacrifici che abbiamo fatto in questi mesi per arrivare alla conclusione positiva del rinnovo contrattuale.